Buongiorno da Porto Tolle, Teo Mammucari nel secondo appuntamento per il mercoledì a teatro, organizzato dall'assessorato alla cultura, con presenti il sindaco Roberto Pizzoli e l'assessore Silvia Boscolo. In questo spettacolo Teo si mette letteralmente a nudo sul palco, mescolando esperienze di vita dove però la comicità è il suo supereroe. Che paese triste. Triste. Oh, siamo ricchi, abbiamo tutto, romano di merda. Come va qua? Questi in prima fila sono i più ricchi, sono quelli che hanno gli omaggi, no? Io prima di cominciare spendo 2 minuti per capire chi ho davanti. Già ho capito che qui sono cazzosi. Dunque, che una volta quando guardavo una donna sudamericana, la mia musica era questa. Mi emozionavo, mi venivano le farfalle allo stomaco, prendevo aerei, spendevo. Ora questa cosa non l'ho superata, perché quando vedo una donna sudamericana gli dico: di dove sei? Io so del Rio, la musica è cambiata. Rio. Sì? Brasiliano? No. Poi siamo arrivati, no? Qui c'è l'albergo. Dico, dove cazzo stiamo andando? No? Un teatro della Madonna, Insomma, ecco, ve lo dico, sono in depressione io. Una cosa, mi regali il maglione? Dai, io vi ringrazio tutti, dovete dire delle cose? Prego. No? No, che paura, no, dovreste aver paura di loro, che qui te muore qualcuno stasera.